No, I'm not a writer. Guardami la faccia, guardala, faccia stressato. Sì. E allora buongiorno un cazzo, ancora prima di dire buongiorno Italia. No dai, allora cosa succede? È Pasqua, vero cane digli? Sì, no, non è proprio Pasqua, è quasi Pasqua e stiamo partendo, digli, per andare in Slovenia, io e CP. Ah sì, giusto, digli CP. Digli che abbiamo trovato questo pacco fuori dalla nostra abitazione. Cosa c'è scritto? Yuri, via sempre diversa, giustamente, località camaleontica, provincia in giro, giusto? No, cara del signore, chissà chi sarà mai, vero CP? Tu hai visto chi era e non mi dici niente? E tiri indietro le orecchiette, fai finta di niente? 30 marzo 2018, aprire esattamente tra 2 giorni, non prima, non dopo, ok, quindi perché forse non lo so, hai capito Amy? Quindi bisogna guardare anche il calendario, quanti ne abbiamo? Cioè c'è il 31 adesso di marzo, sì, in teoria sì. Guarda che ho fuori di casa, l'anatra incazzata dura. No, sono al ristorante al Gesero. Sì, c'è questo piccolo Gesero che significa lago in sloveno, slavo, e niente, questa è la vista del ristorante. Abbiamo il ponticello e le anatre un po' arrabbiate che, guarda qua, questa è il becco blu, forse è arrabbiata per quello. Non aspettarti chissà che è questo laghetto in mezzo alle campagne col ristorantino, però vedi, è carino, è rilassante, c'è anche il pontile sott'acqua perché si è alzata l'acqua. Poi trovi sempre il Mona che rimuove la quiete facendo volare il drone. Senti che da patatine fritte, perché abbiamo il ristorante qua, vedi? Di qua c'è il ristorante che, cioè, vuoi mettere, lui sarà vista lago, ma io sono ancora più vista lago, cioè io sono proprio nel lago, cacchio. Appunti, dicesi ristoranti livello pro. Se dopo sei un po' Hitler puoi mangiarti i cigni. Beh, lui mangiava i piccioni d'altronde, quindi. E qui inizia a venire fuori il sole e il san con la pioggia, che bello. Appunti, chiamasi svaccamento. Sono in uno stato di rilassamento estremo, non voglio farmi mangiare. Niente, sto svuotando la GoPro perché era piena, sì, che per sbaglio mi è partito un video che ha registrato chissà cosa. E niente, sto qui, sotto la pioggia. È bello, sì. Cioè della serie dove abitiamo oggi? Oggi abitiamo a Ca. Ciao Cigni. Il primo prototipo di doccia sicuramente è nato così. È un buon posto dove abitare. Il bello a volte è come la combinazione di una cassaforte, cioè devi provare la giusta combinazione di luci, colori, inquadrature e trovi il tuo bello. Questa no, questa è la ripresa di un drone alla cacchio.
Ciao Cigno. Dunque, comunque ragazzi, diciamo questa non era proprio una puntina, era un bel posto, diciamo, che avevo visto sulle mappe, quindi essendo un po' di passaggio e visitando vari punti della Slovenia, ho detto ma fermiamoci un attimo a questo ristorante, cioè prendo il mio ristorante, me lo appoggio qua davanti al lago, e mi pare che ci abbiamo anche dormito qua, adesso non mi ricordo, e quindi sì, non ci andare apposta, altrimenti mi maledici, perché alla fine è bello, ma non è che sia quel granché, insomma, ecco, ci siamo capiti. Cane, sai dove siamo stati? Siamo stati a Z0, devo dire lago, ma cioè, no, proprio la città si chiama così, cioè come tu hai in un posto da noi che si chiama lago, hai capito? Come quel signore là, che cosa, il cavallo si chiamasse signore, e il cavallo lo chiama cavallo, cioè tipo buongiorno signore, cioè il suo nome, no?